È stato indetto uno sciopero dalle segreterie nazionali di Filctem, CGIL, Fly, CISL e Wiltec Will, con anche 300 addetti di Enel in Friuli Venezia Giulia. Il presidio è partito nella mattina di venerdì alle 9:30 davanti alla sede di Enel Distribuzione in Viale Venezia 407. I lavoratori di Enel in Friuli Venezia Giulia sono circa 300, stanno partecipando oltre 120 persone al nostro presidio regionale che si sta sviluppando molto bene, nel senso che la gente è arrabbiata con l'Enel non per i soldi, ma perché c'è un'organizzazione del lavoro che non funziona, c'è una situazione di carichi di lavoro allucinante e non vogliono fare le assunzioni. Questo è il vero problema che abbiamo noi. Quante assunzioni necessiterebbe il territorio? Allora, quantomeno le 50, oltre 50 assunzioni che ce l'avevano promesse ma non ce l'hanno date. Le ragioni del presidio svariano dalla protesta contro la politica nel nuovo management alla carenza di investimenti e ai tagli indiscriminati del costo del lavoro, ma non solo. Dobbiamo presidiare perché dobbiamo mantenere vivo il servizio elettrico nazionale, che è messo in discussione da questa nuova ristrutturazione che l'azienda vuole mettere in campo, dove vuole spingere su esternalizzazioni oltre ogni limite, sapendo bene che esternalizzazioni in Italia fa rima anche con un appalto, e appalto anche precarietà e anche precarietà sul lavoro, ma anche pericolosità sul lavoro. Insomma, lo sciopero non scaturisce dalla canonica richiesta di aumenti salariali, ma dalla profonda preoccupazione per la direzione dell'Enel, che pare aver ingranato una sorta di retromarcia senza guardare al futuro e senza idee sul superamento del fossile in favore delle politiche green. Dobbiamo far tornare l'azienda al tavolo per ragionare su quella che sarà l'azienda del futuro, su quelli che saranno gli investimenti, su quella che è l'organizzazione del lavoro. Finora il confronto non c'è stato e l'iniziativa di oggi serve anche a questo, a sensibilizzare l'azienda.